Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i napoletani nel mondo, a tutti i tifosi del Napoli e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con simpatia ed affetto sui miei siti. Lettera per il signor Vittorio Feltri, supremo, eccelso, eccellentissimo, essere superiore Vittorio Feltri. Le scrivo questa lettera perché a causa della quarantena quello che scriverò non posso dirglielo in faccia. Mi scusi se sbaglierò qualche congiuntivo, verbo o finale. Essendo un essere inferiore, penso che sia normale. Ma sicuramente non sbaglierò il pensiero. Lei ha definito i meridionali senza alcun dubbio esseri inferiori, solo perché lei è nato al nord e noi invece al sud. A parte il suo serio complesso di superiorità, ci potrebbe informare quale altra seria malattia la perseguita? Siamo seriamente preoccupati per lei. Noi già sappiamo che lei ha un serio problema con l'alcol e che non si sa mai in quale ora del giorno con lei ci si può ragionare. Perché? Perché è sempre seriamente sconvolto e non vorrei che fosse anche depresso a causa di una scoperta nella sua tenera infanzia, e cioè che nella sua famiglia, quando lei era un fanciullo, si sia infiltrato clandestinamente qualche stallone meridionale e dopo averlo saputo lei ci sia rimasto drammaticamente traumatizzato, mentre la sua cara mamma se la spassava. Sappiamo che lei come direttore di giornale è assolutamente incapace e che dovrebbe essere radiato dall'albo dei giornalisti, perché da sempre la sua linea editoriale è razzista e antimeridionale, in un modo becero e incivile. Sappiamo che lei è un burattino usato e invitato nelle trasmissioni e nei salotti televisivi perché a causa della sua scarsissima lucidità è molto manovrabile da una certa editoria televisiva che diffonde e condivide il suo stesso sentimento di ossessione e odio nei confronti di noi meridionali. Sappiamo bene che lei, anche se è molto popolare, ma in modo negativo, non ha mai visto Napoli da vicino, tranne che nei servizi Sputta Napoli dei suoi amici di merenda del nord. Sappiamo che lei ignora la cultura secolare di Napoli e del sud, perché l'unica cosa che ha studiato e che si è acculturato è quando e come è nato il panettone. Sappiamo che lei si considera superiore ai vari Totò, De Filippo, Massimo Troisi, Pino Daniele, Giambattista Vico, Bruno Giordano, Enrico Caruso, Domenico Cotugno, Benedetto Croce, Luciano De Crescenzo, Salvo D'Acquisto, Vittorio De Sica, Salvatore Di Giacomo, Gaetano Filangieri, Luca Giordano, Sofia Loren, Masaniello, Mario Merola, Vincenzo Monaldi, Roberto Murolo, Giuseppe Navarra, Antonio Petito, Francesco Rosi,
Edoardo Scarpetta, Bud Spencer, Nino Taranto, Torquato Tasso, Ferdinando Russo e a Mario Raffaele Viviani, e mi fermo qui perché altrimenti rischio di scrivere una lettera più lunga della Divina Commedia. Supremo, eccellentissimo essere superiore, signor Vittorio Feltri, lei ha detto che per invidia noi al sud siamo contenti delle vittime del Covid-19 decedute in Lombardia. Ma come fa a pensare una cosa del genere? Forse perché un uomo, come pensa, così agisce. E cioè, voglio dire, lei, pensando così, vuol dire che ha goduto davvero quando al sud ci sono stati il terremoto, il colera, le alluvioni e compagnia bella, e che le dispiace tanto che il Vesuvio dorme ancora e ancora ci deve seppellire. È vero o non è vero, signor Feltri? E allora la domanda è: ma lei, quando non è ubriaco, è normale? Avrebbe un referto neuropsichiatrico che lo potrebbe affermare? Lei dovrebbe essere dichiarato incapace di intendere e di volere, uno pericoloso per se stesso e per gli altri. E pensare che Salvini e la Meloni l'hanno proposto addirittura come Presidente della Repubblica Italiana. Ma certo, e perché no? Lei, come essere superiore, potrebbe fare anche il Papa, così la chiamerebbero il Divino Vittorio. Non so se è chiaro il concetto di vino Vittorio. Signor Feltri, per concludere questa mia ironica ma veritiera lettera, le voglio dire: mettiamo caso che lei fosse veramente l'essere più perfetto della terra. Mettiamo caso che lei fosse superiore a tutti gli uomini e le donne del mondo, di qualsiasi razza. Ma non le sembra che lei e il signor Mario Giordano, tutto sommato, hanno fatto una grande figura in merda? Signor Feltri, io, come essere inferiore del Sud, non ti odio, però ti schifo.